Eder. Mac. Pallister. Sul cuscino si vede un baracchino. A cosa ti serve? Forse lo utilizzava per parlare con qualcuno, ovviamente il range di copertura di questi apparecchi non è elevatissimo, quindi magari parlava con Fulvio Covalero che abita lì vicino, oppure con chi poteva parlare. Sì, con me, ma con Lilli. Qualcuno dice che le tracce di farmaci che sono state ritrovate nel corpo di Lilli sono ascrivibili al contatto con qualcuno che fa giardinaggio. Che problemi di salute aveva Liliana? È successo qualche volta anche qua che lei gli assaliva questo crampo improvvisamente, così aveva un certo malessere, diceva, lo stomaco, sì, alla zona, ecco, si riposava veramente pochi minuti e ne usciva come non fosse successo niente. È successo qualche volta anche qua e mi diceva che è una pecca che aveva, si prendeva qualche farmaco probabilmente, ma ed era non tanto frequente, ecco, se vogliamo. E aveva 2 numeri di telefono, chiaramente, eccolo, 2 schede. Sul Samsung c'era una e lei lo usava esclusivamente per fare ricerche in internet, tutte le ricerche sul divorzio, non su come stare a casa sposati, ma sul divorzio le ha fatti col Samsung, e anche tutte le altre cose tipo ricerca a casa. Nell'ultimo giorno il Samsung ha fatto solamente ricerche sulla Formula 1 perché erano appassionati di questo, lei, Sebastiano, ma erano sempre diciamo collegamenti ad internet, però ce n'è un sacco perché nel giorno 12 ultimo, entro le 8, ne ha fatte 17, un totale di 213. Dopodiché dal 12 sera questo telefono cambierebbe modalità di utilizzo, niente più ricerche internet, solo sms, un utilizzo similare a quello che avverrà dopo il 14. Come mai? Io dico 2 cose: o lei glielo ha tirato dietro perché erano in baruffa sicuramente, la sera del 12 sono tornati da grado, l'atmosfera non era un granché, o lui se l'è preso, questo è mio, punto. Ecco perché la mattina dopo adesso è emerso cosa lei avrebbe dovuto andare a cercare alla Wind, prendersi un telefono suo, semplicemente, per la prima volta probabilmente, perché quelli precedenti erano tutti procurati da Sebastiano. Lei mi ha detto solo, velocissima, durata poco di telefonata, devo passare alla Wind per fare un'operazione e attarderò mezz'ora. Le sue ultimissime parole, dopo che parlemmo, quando ho scoperto il pomeriggio del 14 che i suoi telefoni erano a casa, mi è crollato il mondo, va bene? Lei non poteva andare via da casa senza i suoi telefoni, almeno uno. Non è che invece di andare alla Wind quella mattina voleva fare un salto in Brasile con Sebastiano? Escludo nella maniera più assoluta. Io lo escludo, io per Lili metto tutte e 2 le mani sul fuoco. In risposta a quel programma inguardabile che trasmette la Rai il pomeriggio, ricordiamo che il telefono di Liliana viene prodotto anni dopo la morte della figlia di Sebastiano e la stessa SIM viene attivata dopo la morte. Quindi nessun telefono che Liliana utilizzava nei giorni della scomparsa è mai appartenuto alla figlia di Sebastiano. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.